Il sito affariitaliani.it ha riportato le dichiarazioni di Abdulaziz Ahmed Al-Malki Al-Jeani, ambasciatore del Qatar in Italia, che ha parlato al termine della presentazione del logo dei mondiali di calcio qatariani del 2022, confermando il possibile interessamento da parte degli emiri per l'acquisizione della Roma. Al-Jeani ha infatti affermato: "Tutto è possibile. Al momento non sono a conoscenza se c'è in ballo qualcosa tra la Roma ed il Qatar, ma se in futuro ce ne sarà la possibilità, la mia nazione coglierà l'occasione. Lo Stato è molto attento ad investire nei progetti dove c'è dietro un forte potenziale, in qualsiasi ambito, che siano in campo sportivo, industriale, economico o militare non fa differenza, perché noi lavoriamo sotto ogni tipo di aspetto. Se l'acquisto della Roma sarà un buon affare, il Qatar farà la sua proposta." Matteo Darmian è tornato in Italia vestendo la maglia del Parma, su di lui però gli occhi dell'Inter, che avrebbe un canale privilegiato con il club emiliano e che terrà d'occhio il giocatore in caso di necessità. Potrebbe essere infatti l'uomo giusto per il tecnico nerazzurro Antonio Conte, qualora Lazaro non dovesse convincere tatticamente il club per coprire la sua corsia di competenza. Il calciatore austriaco possiede doti più offensive che difensive e l'infortunio subito nel precampionato potrebbe ritardare il suo adattamento al calcio italiano. Ecco quindi che l'ipotesi di prendere Darmian a gennaio potrebbe trasformarsi in una trattativa col Parma in cui potrebbe essere inserito Bastoni. Il difensore piace infatti ai ducali, dove lo conoscono bene e dove lo vorrebbero ancora. Diego Armando Maradona è vicino a diventare l'allenatore del Gimnasia Esgrima, squadra ultima in classifica nel massimo campionato argentino dopo 5 giornate. Come riportano i media locali, l'ex fuoriclasse è in trattativa per sostituire Hernán Dario Ortiz. Maradona, reduce da qualche problema di salute e da un intervento al ginocchio, ha già avuto esperienze nel ruolo di allenatore, l'ultima sulla panchina dei Dorados, formazione della Serie B messicana che ha lasciato a giugno. Ora potrebbe firmare un contratto di 1 anno con il Gimnasia e debuttare come mister domenica 15 settembre in occasione della sfida contro il Racing Avellaneda. Secondo il presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani, manca poco alla firma per il rinnovo dell'accordo che lascerà il GP d'Italia e l'Autodromo di Monza nel calendario della Formula 1 fino al 2024. "Spero si firmi a breve. C'è ancora qualche dettaglio da mettere a punto, ma abbiamo la certezza o quasi che anche dall'altra parte si possa firmare un contratto per 5 anni", ha affermato Sticchi Damiani, che poi ha aggiunto: "Sistemata questa parte, inizieremo a pianificare l'ammodernamento dell'autodromo, anche in vista del 100° anniversario del Gran Premio d'Italia".